È lungo questa strada, in via Madonnetta e Caselle del Tivole, che i carabinieri hanno ritrovato l'auto abbandonata dai rapinatori in fuga dopo il colpo nella casa dei coniugi Dalbello, in via Piave, a solo mezzo chilometro di distanza. Lunedì, poco prima di mezzanotte, la banda si era intrufolata nell'abitazione arrampicandosi sul retro ed entrando dalla finestra al primo piano. Una volta dentro, i malviventi, minacciando i due ottantenni con coltelli puntati alla gola, si erano fatti consegnare il denaro nascosto nei cassetti, facendo un bottino di 4.000 euro. Poi la fuga, dapprima a piedi lungo via Piave e quindi lungo le vie laterali. Qui, dove è stata ritrovata l'auto, una Mercedes classe E con targa di un paese dell'Est Europa, i rapinatori probabilmente sono saliti su un altro mezzo per continuare la fuga e forse ad aspettarli c'erano uno o più complici. Tutte ipotesi ora al vaglio delle indagini coordinate dalla Procura di Treviso e condotte dal nucleo operativo dei Carabinieri di Castelfranco. Oltre agli accertamenti in corso sull'auto, la caccia ai banditi procede con l'analisi delle telecamere di videosorveglianza, assenti nelle immediate vicinanze del delitto, e quindi i carabinieri stanno vagliando quelle comunali, allargando via via il raggio delle ricerche. Forse proprio una di queste potrebbe aver ripreso qualche dettaglio utile a risalire agli autori della spaventosa rapina. E mentre le vittime, Giuseppe Dalbello e la moglie Dina, col conforto dei figli, cercano di riprendersi dallo shock, anche la comunità di Altivole, colpita recentemente da una serie di furti nelle case, appare scossa da un crimine di questa natura, una rapina a mano armata ai danni di persone anziane e indifese. Questo che fa paura perché avendo un anziano in casa come me, questo te mette ancora più angoscia. C'è fatti che sinceramente ti lascia un po' l'amaro in bocca e confidiamo nelle forze dell'ordine. Credo che sia giusto fare giustizia il più possibile perché io sono dell'idea che non è possibile fare una cosa del genere per del denaro e soprattutto a delle persone che non possono nemmeno difendersi e nemmeno aiutarsi. Chiunque sia, che vengano trovati il più presto possibile.